3 in punto, torna l'appuntamento con Sport Italia. Mercato in primo piano, la settimana dello scudetto andrà a Napoli o a Milano. 99,9 periodico per cento si prepara la festa a Napoli con Antonio Conte che vuole vincere per poi dire addio alla Campania. Ci siamo, Napoli è pronto per la grandissima festa. 90 minuti dalla gloria per Antonio Conte, speciale su Sport Italia. Stop Zero che hanno finito anche questa sera su Sport Italia, canale 60 della digitale terrestre. Tra poco collegamenti, Roma, Alfredo Pedulare, notizie di mercato, Tare e il futuro di Simone Inzaghi, ma soprattutto la settimana che ci porterà al tricolore, direzione, destinazione Napoli, Capodichino, e poi torneremo ovviamente sui fattacci della Serie B. Siamo pronti? Partiamo. Gabriele Schiavi, che guarda le fiction su Rai Play, mi ha spiegato che è un titolo, ho detto fidati, di una famosa fiction della Rai, Un passo dal cielo. Questo è ovviamente quello che mi hanno raccontato. Ho chiesto poi una consulenza a mia nonna Lucia, mi ha detto sì, è vero, la vedo anche io, quindi Schiavi ha ragione. Un passo dal cielo è il titolo di Gabriele Schiavi con il Napoli, vicinissimo al quarto tricolore. Questi titoli di Gabriele Schiavi arriva Giada Giacalone, buonasera. Buonasera Benvenuta. Michele, ben ritrovato anche a te, i nostri telespettatori, con diverse curiosità, chiaramente come sempre dal magico mondo del web, anche perché c'è qualche video che è diventato virale. Io so che hai l'occhio attento. Video o foto? Video. Ah, c'è proprio il video? Eh sì. Me lo fai vedere? La nostra regia è prontissima, Carlo Pozzoli. Eh sì. Ma chi è il futuro allenatore del Napoli? Chi lo sa? Io so chi è il protagonista che abbraccia questa persona, perché la conosciamo bene. In regia... Monte Carlo. Io non so quanti chilometri distino Monte Carlo da Napoli, ma Massimiliano Allegri... Ma è la signora? Che ci interessa? Sì, no, quella è la signora di Massimiliano Allegri, che io sappia. Chi è quel signore con i capelli bianchi? Franco Ceravolo. E dov'è Franco Ceravolo questa sera? Il sindaco di Monte Carlo? Io la prima volta che andai a Monte Carlo ho chiesto consigli a lui e mi ha mandato poi a mangiare una carne eccezionale. Franco Ceravolo, il re di Monte Carlo, con Max Allegri. Buonasera Michele, buonasera a tutti voi. Ma posso dire un po', che qua dico come stanno le cose. In realtà... Ma sei su tutti i siti? Vabbè, ma eravamo a vedere la partita, ci siamo trovati per casa a Monte Carlo a vedere Monaco-Marsiglia, che è la squadra di Gattuso. Abbiamo visto la partita, sì, c'era Gattuso, no scusa, hai ragione, perché l'anno prima era Gattuso. De Zerbi era a Marsiglia. Abbiamo visto la partita insieme, ci siamo trovati e ci siamo dati appuntamento a cena e ci siamo incontrati. E poi siamo andati a cena insieme, tanto lo conosco, è amico da una vita come tanti, nel calcio non è che sono nato ieri. Quindi che c'è di male che se poi due amici vedono una partita e vanno a cena insieme. Quella è mia moglie, tra l'altro, voglio dire, non è una per caso, no? Che poi questo è importante, spieghiamo. Quindi quella è tua moglie. Meno male che mia moglie, magari, se non si sa mai nella vita, può capitare qualche errore, perché ci sta, Quindi la signora è tua moglie e l'altra signora è la compagna di Max. Sì, ma questi video possono trovare anche delle famiglie, sai Michele? A volte può capitare che uno per caso si può trovare lì, sposato, che magari non si sa mai, qualche fuori onda e magari ti fa vedere un video del genere. Ma non vai a Monte Carlo con Max Allegri. Posso immaginare che vai a Monte Carlo e la gente ti fa i video così? Certo, ormai siamo nel 2025, devi andare nascosto. Ma che nascosto? Vado con l'aereo privato, che vado a fare? Cappellini. Il periodo d'oro era il tempo del Covid, allora lì cappellino, occhiali da sole, mascherine, non ti riconosceva nessuno, Franco. Tu mi conosci, io sono una persona corretta, sai, per fortuna, voglio dire, non ho questi problemi, no? Però voglio dire, conosco persone che a volte hanno avuto dei problemi per questi motivi. Okay. Con Allegri ci siamo visti a vedere una partita. Che diceva? Abbiamo visto una partita insieme, una bella partita tra l'altro, no? Mi sembra. E quindi però poi prima diceva io il calcio non lo seguo, vedo più i cavalli, adesso invece il calcio lo sta vedendo? Io cavalli non l'ho mai visto in vita mia, tu sai mi conosci da parecchio, ho iniziato a giocare a calcio e solo calcio, un po'. Tu non sei appassionato di cavalli? No, di nessuno. Allegri sì però. Allegri non lo so, io so che Allegri va a Allegri vedere... sì che è appassionato di cavalli. Io non è che vado a chiedere che cose appassionate, io so che Allegri lo conosco per il calcio, lui era a vedere una partita, ci siamo incontrati insieme e c'erano anche altre persone, non è che c'era solo, c'era anche Ravanelli. Ma cosa ti ha detto? Ti ha detto vado a Napoli, noi quando ci vediamo parliamo solo di altro, perché tu conosci le persone che stanno in questo ambiente, non è giusto parlare delle cose personali e non voglio essere manco invadente. Allegri, sai, è un allenatore che per lui parlano i numeri, pensa che non ha problemi a trovare qualche squadra, sicuramente qualche squadra si farà avanti. Ma va a Napoli o no secondo te?
Non lo so, credo. Napoli è una grande piazza, bisogna vedere cosa secondo resta a Napoli, io questo non lo so. Sicuramente Napoli sta dimostrando da un po' di tempo di essere una squadra importante, quindi questo non lo so. Bisogna chiedere a lui. Quindi non sappiamo cosa Non avete lo so, fatto io con video? lui parliamo dei tempi di calciatori, di giovani, perché lo conosco da quando era una squadra aveglianese, in Serie D. Aglianese, bravo, in Serie D. Lo conosco da allora, penso un po'. Lo volevo portare a Crotone, quando è in Serie D, quando io davo una mano dall'esterno come consulente. E invece quando in Serie C a Sassuolo. E poi invece, bravissimo, conosce tutta la storia, quindi c'è un'amicizia da vecchia data. Quindi. Vabbè, niente, quindi nessun gossip. E nessuna notizia di mercato, Franco, è che ti abbiamo invitato a fare, non ho capito. Ma io ma glielo spieghi. Notizie di mercato li devi dare tu, che sei tu bravo. Ciao Alfredo, aspettiamo notizie tue perché solo tu puoi dare Ciao Franco. Ma tu sai tutto, Franco? No, io so poco, io tu sai, mi piace guardare le partite, anche se so qualcosa. Nulla. Non posso, tu sai, finché non faccio ancora l'opinionista, purtroppo devo stare nel mio, no? Qua ci sono persone, e voi, tu e Michele, che siete molto preparati su tutto. Io a volte vedo le vostre trasmissioni. Guarda, la situazione di Allegri l'ha instradata Michele i primi giorni di aprile, parlando di Allegri come candidato numero 1, ed è la verità. Perché settimana scorsa ha incontrato De Laurentiis e gli proporrebbe lo stesso ingaggio che in questo momento a Conte, quindi parlo di 6 milioni e mezzo più un paio di bonus, quindi dalla proiezione di aprile di Michele all'incontro che possono smentire quanto vogliono, che si è materializzato a Roma tra una Paolini e un Sinner, c'è un'impostazione, una base d'intesa. Poi dobbiamo aspettare che Conte vada a parlare, che la prima scelta della Juve e tutto il resto è collegato, quindi dobbiamo sicuramente aspettare perché ci sono troppe panchine oggi instabili e se vuoi più tardi facciamo un punto. Sì, lo faremo anche perché adesso dobbiamo pensare al quarto scudetto del Napoli, venerdì sera, maxi diretta su Sport Italia, pre, durante e post, con collegamenti da Piazza del Plebiscito, lo stadio, Maradona, sopra e sotto, diretta dalle 23 all'1 di notte e naturalmente collegamenti con Napoli, Roma, Como, perché è tutto pronto per la redazione di Sport Italia per quella che sarà una probabilmente grandissima festa del Napoli, anche con pullman scoperto. Saremo a Napoli da mercoledì, domani, giovedì, venerdì, fino ad arrivare naturalmente al grande trionfo partenopeo. Poi però bisognerà parlare anche di Antonio Conte, perché Conte e la Juventus sono sempre più vicini, si ridisegna la Juventus e bisognerà capire anche il futuro di Cristiano Giuntoli, perché oggettivamente Conte sembrerebbe che non abbia espresso parere favorevole ad avere un direttore come Cristiano Giuntoli, ma avrebbe, usiamo il condizionale, espresso parere favorevole ad avere uno al suo fianco stile Manna, Giorgio Chiellini, che comunque è alle prime armi, per comandare comunque tutto lui, perché sappiamo cosa vuole fare Antonio Conte e come è abituato a lavorare, soprattutto ultimamente. Però queste sono chiacchiere che per il momento stanno a zero, ne parleremo più avanti, ne parleremo settimana prossima. È ovvio che Giuntoli ha un contratto importante e che non scade domani mattina. Tra poco chiederò tutto questo anche ad Alfredo Pedulà. Nino Minoliti, buonasera. Minoliti, Napoli, stop, prossima fermata, ultima fermata. Non mi aspetto nessuna sorpresa, già te lo dico, abbiamo 5 inviati a Napoli, tutta la festa scudetto del Napoli, quindi guarda, a Como mandato ammiro la tua sicurezza, però guarda, io ti dico, questo qui è un campionato talmente folle, perché abbiamo visto delle cose veramente che, insomma, se avessimo dovuto scrivere la sceneggiatura, neanche ce le saremmo sognate. Ma io ho preparato tutto. E lo so, hai preparato tutto. Però anche belle l'ultima giornata. Ma allora, no? dopodiché, facciamo una cosa, magari va come dici tu, però ecco, è lo svolgimento che potrebbe essere folle, non so se mi spiego. Cioè magari noi ci immaginiamo che finisca in una certa maniera in base a certi risultati, potrebbe finire in quella maniera in base a dei risultati che in questo momento, se uno li dice, lo prendono per matto. Anche perché io sto mandando a Napoli tra i 5 inviati un inviato di spessore che sta per arrivare a Napoli. Un inviato di spessore che non seguirà Como Inter, ma che andrà a Napoli. Quindi se voi volete seguire la festa scudetto Qualcuno l'ha capito. del Napoli, io tra i 5 inviati ho piazzato anche... Lo dici? No, non lo dico, è una sorpresa. È una sorpresa. Non sono io.
Non è Giada? No. Ci sarà Viscogliosi, Ilenia Frezza, Saverio Varone, tutti. E poi c'è un altro inviato di Sport Italia che andrà a Napoli per raccontarvi la festa scudetto. Faccelo sapere, ci tieni in ansia, faccelo sapere. Allora, spiegami un po'. Alfredo sta mettendo le mani in faccia, che è successo? Lo sa. La capisce. Perché lo sa. Diccelo, Raffaele, diccelo. Può succedere di tutto. Alfredo, diccelo. Io devo dire, io sono sempre l'ultimo a sapere. Ce lo fai Forse sapere. lo sei te. Ma se forse lo sei te, te l'ho detto no. prima di andare a Monte Carlo. Io lo sapevo vabbè, venerdì. poi- È che io non lo so. Vince il Napoli, Io non dai. lo so. È fatta? Io auguro a Napoli di vincere lo scudetto per tanti motivi, perché mi sono cresciuto calcisticamente là, quindi è una storia abbastanza lunga. Quindi, e poi all'Inter di vincere la Champions, quindi mi auguro a tutte e due squadre Sì, vabbè. di raggiungere gli obiettivi, sia l'uno che l'altro. Hai fatto 0-0, dai. Vabbè, che devo fare? Hai fatto 0-0, però Valeriano, Potresti anche augurare allo United di vincere l'Europa League domani e così fai il pronostico giusto e metti tutto dentro, fai questa frittata. Io invece non ho capito Nino dove volesse arrivare. Io voglio arrivare a dirti che Nino secondo mi ha fatto un me... discorso che... No, guarda, te lo Stiamo esplicito vendendo con delle cifre. In questo momento, secondo me, 65% Napoli, 35% Inter. me ne vado. Perché tu invece dici 99 Napoli e 1%. 99,9 periodico. Ecco, Abbiamo visto l'inviato speciale, Michele. Cioè tu dici 65% Napoli? Me 35% Inter. lo sto segnando, aspetta. Poi, chiaramente... Pillola social, ok. Scudera. Sto segnando, vai. No, perché il campionato è un campionato folle. Allora, tutti facciano gli scongiuri di questo mondo, in primis i tifosi del Napoli, ovviamente, perché di fronte al 99,9 periodico di Michele, il mio è un pronostico sfavorevole. Nino, però guarda, domattina ne ho viste troppe in questo Scudera, campionato. Scudera ti manda online alle 6. Quindi dopo questo pronostico, se vuoi prendere il caffè regolare, se vuoi fare colazione con la signora, spegni, perché questo pronostico domani dalle 6:05 io spero che tu dorma, perché Scudera dalle 6:30 te lo mette e quindi poi tu gli dovrai rispondere dando delle motivazioni diverse. No, Io non sono per 99,9 di Michele, ma non sono neanche 65. Io sono sull'85. Chi mandiamo a 85. Napoli? Cioè io veramente mi stupirei. 85 e 15 per lì. Sì, 85 Napoli. Sì, 85-15, ma sinceramente non riesco a capire delle percentuali diverse stasera. Faccio molta fatica, non vedo come tu possa a casa tua motivazioni, non motivazioni, regolarità che tu voglia del campionato, non vedo come tu non possa cogliere la pietra storica numero 4 della tua storia. Sì, Valeriano, mi sembra tutto abbastanza indirizzato. Per me è 90 e 10. Perché sì, è vero, il calcio è strano, il fatto può succedere di tutto, però le motivazioni che può avere il Napoli, domenica si gioca una stagione. Venerdì si gioca una stagione, è una città che emana energia già da 2 settimane, quindi secondo me è una partita dove il Cagliari si è salvato, quindi non ha queste motivazioni che può avere il Napoli, quindi per me è 90 e 10. 90 e Ma 10. poi scusa, ti posso fare una domanda? Ma tecnicamente, parlando il martedì, a 3 giorni dalla partita, noi tra 3 giorni a quest'ora sapremo tutto, ma tecnicamente è più difficile Como Inter o Napoli-Cagliari? Como Inter. Anche perché l'Inter non giocherà con i titolari, credo. Ma sai, ti posso dire una cosa? Se gioca Bissek parte da 1-0 per loro. Allora, io però per esempio ero convinto che il Napoli avrebbe battuto il Genoa. Ero convinto al 100% che il Napoli avrebbe battuto il Genoa. Ma tanti eravamo convinti, quasi tutti. Abbiamo visto com'è finita. A questo punto vi dico, cioè, non ho più nessuna certezza di questo campionato. Cioè, non è che dico che il Napoli non batte il Cagliari. Diciamo che è molto probabile, è quasi certo che lo batta. Però dopo quello che ho visto nelle ultime 2 giornate, dico, lasciamoci, perché è un campionato pazzesco che non lo so. Cioè, magari... Ti arrivo a dire, magari il Napoli vince lo scudetto perché perde col Cagliari e l'Inter perde a Como. Hai capito cosa voglio dire?
Cioè potrebbe anche succedere questo. Vabbè, Eh sì, perché è un campionato folle. sono dei libri strani che leggi, però. Michele, Comunque ti sto come sta dicendo, facendo è un campionato dove nelle ultime giornate Sì. stanno succedendo delle cose, vero, onestamente, ma adesso l'Inter 2 volte in vantaggio con la Lazio che si fa riprendere. Però la Lazio aveva qualcosa da chiedere, ancora il sogno Champions. Certo, Noi stiamo parlando di un campionato strano perché in tutto ciò il Napoli ha pareggiato col Genoa, perché il resto mi sembra tutto all'italiana. Juve Udinese 1 e 1 è stato. Lecce Torino 1 e 1 è stato. Torino Inter 2 e 2 è stato. Monza Empoli 2 e 2 è stato. Empoli Verona che si gioca adesso, vedremo. Cioè, Vedremo. tranne Napoli-Genoa, che purtroppo per fortuna è una luce che ci ha abbagliato e quindi non ci abbiamo visto più nulla. Poi mi sembra tutto molto made in Italy. Inter-Lazio, è ovvio che la Lazio se la deve giocare, sta Sì, ancora certo. sognando la Champions. Però stiamo anche parlando Però di una tutte le altre situazione in sono cui andate l'Inter è dritte stata per 2 dritte. volte in vantaggio e si è fatta all'81esimo. L'Inter era prima in Sì, campionato, ma perché quello all'82esimo, quando ha quello non sa segnato saltare in aria, Dumfries. è perché è un difensore che fa così 3 volte Ho capito, ma durante infatti una stagione. ma fa tutto parte della follia di questo torneo. Di questo finale, diciamo così, di questo finale. Poi, se vogliamo concentrare, tu puoi dire molti risultati sono stati, diciamo, prevedibili, va bene, però concentriamoci su quello che in questo momento è il succo, cioè la lotta tra Inter e Napoli. Diciamo che nelle ultime giornate sono successe delle cose che onestamente sono andate contro logica. Ecco. Dopodiché, ti sto dicendo, si può arrivare al risultato che tutti immaginiamo anche attraverso degli andamenti imprevedibili, come quello che ti dicevo. Perde il Napoli e perde l'Inter a Como. Potrebbe anche essere che il Napoli vinca Potrebbe così. anche essere che il Napoli vince e l'Inter non vinca. E l'Inter non vinca, certo. Questa per me è la formula c'è più la striscia semplice. positiva da tante partite. Come Infatti, vedi, per non me, è facile. nella mia previsione, tutta mia, il Napoli vince e l'Inter non vince, anche perché l'Inter avrà la testa alla Champions, non crede più allo scudetto, non giocherà con i titolari e quindi il come è forte, perché tutto ciò il come è forte. Lo puoi dire Quindi forte? stiamo Sì, è parlando forte. che alla No, fine... no, ma il Como è una qualità. partita. Il Como è una partita. Cioè, No, l'Inter la deve giocare. La trappola è dell'Inter, non è del più la Napoli. salvezza che c'è A qualche parti situazione un po' di... invertite, ero più gasato sotto il punto di vista del pathos finale, cioè Como Napoli e Inter Cagliari. Finale Pedulà mi chiede sempre il sondaggino finale, chi vince lo scudetto e chi retrocede? Valeriano Narcisi. Allora, vince lo scudetto il Napoli, Retrocede Venezia e Empoli. retrocede Venezia con l'Empoli, retrocede Venezia e Empoli. Scudetto? Io mi sono già espresso. Ha detto Alfredo 1-1. espresso, vai, senza Napoli zucchero. scudetto e Inter Champions League. Non ci ha detto. Champions League. Non ci ha detto. Chi retrocede? Venezia Che e retrocede il Venezia sulla carta è quella che è messa peggio di Venezia tutto. e Venezia è un problema. È uno tra Empoli e Lecce. bravo, veramente. No, Non lo so chi. Sai, Venezia, ma non posso dire. Che faccio? Vado a dire, sono tutti amici. Ma che me ne frega, amici? Ma io non posso dire. Ma hai sbagliato trasmissione, amici, che me ne frega? Secondo Allora, Venezia fallo dire è- agli altri. Io ho detto che retrocede. Secondo te Venezia è in base alla classifica, in base al momento di forma, In base alla classifica, con lo scontro diretto, al in questo caso calendario. a parità di punti retrocede l'Empoli, tra Lecce e Empoli. Chi retrocede? Venezia Se- è? Allora, se arriva a pari punti Lecce ed Empoli, retrocede l'Empoli, credo. No, ma devi dare un pronostico, non mi devi fare. Ho capito, non si Passa la arriva. mano, ho ti ha già chiesto un detto. pronostico. ma che Passa stiamo la a mano. Monte Carlo, stiamo? Ma vuole a Monte Carlo, ma vuoi fare dire cose che non Chi capisci? retrocede? Venezia è? Allora, Mi uno metti fa il un giornalista attimo e la l'altro fa il classifica. procuratore. Mi metti un attimo la classifica. Classifica, chi retrocede? Venezia è? Mi vuoi Allora, fare io dire ti cose? dico, lo scudetto lo vince il Napoli. Notiziario azzurro, le ultime da casa Napoli, infortuni, ritorni e un ribaltone in panchina. Fratelli azzurri, ci avviciniamo al giorno che può riscrivere la storia. Venerdì sera contro il Cagliari al Maradona, in uno stadio che si preannuncia una bolgia, con un solo obiettivo, vincere per diventare campioni d'Italia. Ma come sempre, tra emozione, sogni e ansia da risultato, ci sono notizie importanti da condividere. E oggi ve ne portiamo due che stanno infiammando il cuore e la testa del popolo napoletano, le condizioni di Lobotka e Buongiorno e il futuro della panchina azzurra. Andiamo con ordine. Dopo il mezzo passo falso contro il Genoa, 2-2 al Maradona e lo scialbo 0-0 di Parma, i tifosi si interrogano.
Che fine ha fatto il gioco di Conte? La risposta, almeno in parte, è semplice. Mancano alcuni uomini chiave, e tra questi due nomi pesano come macigni Stanislav Lobotka e Alessandro Buongiorno. Senza il metronomo slovacco a dettare i tempi e senza il leader difensivo ex Toro, la squadra ha perso equilibrio, geometrie e sicurezza dietro. L'assenza si è fatta sentire e come, soprattutto contro il Parma di Chivu, che ha costretto gli azzurri ad accontentarsi di un pareggio che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma arrivano aggiornamenti importanti proprio su questi due giocatori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è altamente improbabile che Lobotka e Buongiorno riescano a rientrare in tempo per la sfida di venerdì. Lo staff medico del Napoli ci sta provando in tutti i modi, ma al momento l'obiettivo realistico è portarli almeno in panchina. Lo stesso Antonio Conte, consapevole della posta in palio e delle condizioni fisiche dei suoi uomini, sta valutando il da farsi. Nel frattempo, è molto probabile che contro il Cagliari rivedremo lo stesso 11 sceso in campo al Tardini, con l'eccezione di eventuali scelte dell'ultima ora in base agli ultimi allenamenti della settimana. Occhio ai prossimi aggiornamenti, perché in casa Napoli vige la massima prudenza, ma anche la speranza di poter contare almeno sul recupero parziale dei due titolari. La sfida contro i sardi sarà caldissima, non solo per il clima da battaglia a scudetto, ma anche per la rivalità storica con i rossoblù, determinati a non fare sconti. E adesso accendiamo i riflettori su un altro tema caldissimo, il futuro della panchina azzurra. Mentre tutta Napoli si prepara alla partita più importante dell'anno, dietro le quinte si lavora già al dopo Conte. Sì, avete capito bene, il matrimonio tra il tecnico salentino e il Napoli potrebbe finire dopo una sola stagione. E qui arriva il colpo di scena. Fino a qualche giorno fa si parlava insistentemente di Massimiliano Allegri come possibile erede, ma le ultime indiscrezioni, confermate da ambienti vicinissimi al club, escludono una vera trattativa tra il Napoli e l'ex tecnico della Juve. De Laurentiis ha un'altra idea in testa e il suo nome è Marco Baroni. Sì, proprio lui, l'attuale allenatore della Lazio, ex calciatore del Napoli negli anni d'oro e oggi tecnico stimato per organizzazione, umiltà e capacità di lavorare con giovani e con budget sostenibili. Il profilo giusto, secondo il presidente, per dare continuità a un progetto tecnico più stabile e a lungo termine. Baroni sarebbe la prima scelta di De Laurentiis, anche per il legame affettivo con la città e la capacità di riportare disciplina in uno spogliatoio che, dopo lo scudetto dello scorso anno, ha vissuto una stagione di alti e bassi, tra problemi di tenuta mentale e di gestione interna. E Allegri? Solo un contatto esplorativo, qualche telefonata, ma nessuna trattativa vera e propria. Le cifre elevate richieste dal tecnico livornese e il suo stile troppo distante da quello che la società vuole costruire sembrano aver fatto tramontare in fretta l'ipotesi. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti anche su questo fronte, ma è ormai evidente che il ciclo di Conte potrebbe chiudersi con la conquista dello scudetto, un finale da film ma senza sequel. Insomma, tifosi azzurri, tenetevi pronti. Siamo al centro di un finale di stagione da brividi. Tra infortuni, dubbi tattici, voci di mercato e un possibile cambio epocale in panchina, il Napoli si gioca tutto in 90 minuti che possono entrare nella leggenda. Venerdì si decide il tricolore e noi, come sempre, ci saremo, con il cuore, con la voce e con l'anima. Forza Napoli, fino alla fine.